Ubriaco il 61enne che ieri sera lungo l'autostrada A28 ha travolto l'auto con a bordo due cugine di 20 e 26 anni di Mareno e Conegliano, Jessica Fragasso, Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo, dandosi alla fuga dolore e tanta rabbia. Migliorano invece le condizioni delle due figliolette di Sara Rizzotto, assistente sanitaria al SISP di Conegliano, ferite nello scontro. Quell'uomo ha strappato via due giovani vite, dice il papà delle piccole, chiedo giustizia. L'ho colpita per ucciderla, così l'anziana mamma che a Mestre ha aggredito a martellate in testa la figlia di 47 anni a casa in smart working. Hanno intascato oltre 1,5 milioni di euro di aiuti statali sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto, indagati 51 imprenditori trevigiani. Covid, il Consiglio dei Ministri rinvia a giovedì le decisioni su tamponi e quarantena nelle scuole. Le discoteche rimangono chiuse per altri 10 giorni. Una lettera ai padovani e un video, parte la campagna elettorale del candidato sindaco Francesco Peghini. Il leghista Marcello Bano fa un passo indietro e dice: sono pronto a sostenerlo. Capitale della Cultura 2024, tra le 10 finaliste Vicenza e Chioggia, la soddisfazione del governatore Luca Zaia. Ben ritrovati, buonasera, questo è il nostro TG del Veneto e partiamo subito con il focus sul sondaggio di questa sera. 21:15 torna Ring, puntata dedicata all'elezione del Presidente della Repubblica. Allora il sondaggio della serata ruota tutto attorno a questo tema. Lega dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini? Questa è la domanda a cui vi chiediamo di risponderlo con una telefonata allo 0422 16 26 691 se la vostra risposta è sì, oppure lo 0422 16 26 690 se la vostra risposta è no. E ricordiamo come sempre che la chiamata è gratuita. E apriamo ora la pagina dedicata alle notizie. Partiamo ovviamente dalla tragedia di ieri sera lungo la A28, in cui hanno perso la vita due giovani donne, due cugine e una mamma con due bambine che stanno lottando in ospedale. Vediamo. È fuggito saltando il guardrail dell'autostrada e prendosi a forza questo varco verso l'aperta campagna dopo aver causato la morte di due giovani donne e il ferimento di altre 4 persone, tra cui gravi una neonata e una bimba di 2 anni. 61 anni, di origini bulgare, ma da tempo residente nel Pordenonese, era certamente ubriaco quando alla guida di un Defender lanciato ad alta velocità lungo la A28 ha prima centrato una 500 e poi una Panda diventata un groviglio di lamiere. E i segni sull'asfalto del soccorso dei sanitari raccontano alla luce del giorno ciò che è accaduto ieri sera poco prima delle 8. 2 auto stanno tornando verso Conegliano dopo un pomeriggio passato a Caorle. Davanti una Panda condotta dalla coneglianese Sara Rizzotto, 26 anni, con dietro le figlie, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 5 mesi. Al fianco la cugina Jessica Fragasso, 21 anni, di Mareno di Piave, mentre i genitori di quest'ultima le seguono dietro con una 500. Ed è in questo tratto, tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo, che si consuma il dramma. Il bulgaro, probabilmente attirato dal tratto rettilineo, avrebbe spinto al massimo il Land Rover Defender, accorgendosi solo all'ultimo, forse rallentato dai fumi dell'alcol, dei due veicoli davanti. L'impatto, prima con la 500 e poi con la Panda, ha effetti devastanti su quest'ultima, che diventa un groviglio di lamiere. Praticamente sul colpo muoiono le due giovani donne, mentre la bambina e la neonata saranno estratte dai vigili del fuoco solo dopo aver letteralmente aperto l'abitacolo con delle cesoie. Le due piccole saranno immediatamente trasportate all'ospedale di Udine in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ricoverati invece all'ospedale di San Vito al Tagliamento i genitori della ventenne, con il padre che è stato sedato dopo lo shock di aver visto la figlia morire davanti ai suoi occhi. L'investitore invece, seppur ferito, è uscito dal SUV capovolto e si è dato alla fuga nella notte senza curarsi di nessuno. Sarà il suo cellulare squillante sull'asfalto e l'abilità di un agente della stradale a permetterne l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul suo sangue, diverse ore dopo, l'alcol test confermerà un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito. Drastico il commento di Davis da Ross, 27enne papà delle due bimbe. Quella persona deve solo vergognarsi. Dopo aver fatto quello che ha fatto, è anche scappato senza farsi, senza rimanere dove è successo tutto, dove comunque ha portato via la vita a 2 ragazze. Perché una di 20 anni, una di 25 anni, madre di 2 figlie, oltre che avere una bambina di 2 anni e mezzo, se una di 5 mesi, rimarrà senza la mamma. Andiamo a Conegliano, sgomento per la morte di Sara Rizzotto, 26 anni, era assistente sanitaria al SISP di Conegliano. Il cordoglio del direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e del sindaco di Conegliano.
Siamo vicini alla famiglia, è una cosa, sembra quasi incredibile che per un pirata della strada, una persona giovane, promettente anche dal punto di vista proprio anche lavorativo, una mamma deve lasciarci la vita, proprio è una cosa che è incomprensibile. Il direttore generale Francesco Benazzi interpreta lo sconcerto dell'intera ULSS 2 per la morte improvvisa a solo 26 anni di Sara Rizzotto, assistente sanitaria in forze al SISP di Conegliano dal 2019. Quello che è successo ha colpito tutti noi, in particolare il Dipartimento di Prevenzione, i colleghi che l'hanno conosciuta e la medicina del lavoro. Lei c'è stata anche vicino nel periodo appunto importante dell'impegno vaccinale, con la sua presenza, con le vaccinazioni, quindi voglio dire c'è proprio il cordoglio da parte di tutto il Dipartimento per questa famiglia, per il marito e per i figli. Le due piccole sono meno gravi di quello che la terribile scena dell'incidente lasciava presagire. La maggiore di 2 anni e mezzo è stata operata al femore, la piccola 5 mesi ha riportato un ematoma ed è in osservazione, ma complessivamente sta bene. Avevano trascorso la domenica a Caorle, come testimoniano le ultime fotografie. Stavano rientrando nella casa di via Vital, a pochi passi dal centro di Conegliano, dove Sara abitava con le piccole e i nonni. È un incidente drammatico che ha lasciato sotto shock una città intera. Da ieri sera, quando abbiamo avuto la notizia, siamo rimasti tutti sgomenti, perché ci chiediamo come possano ancora succedere fatti di questo tipo. È inaccettabile e bisogna perseguire chi purtroppo non rispetta il codice della strada e non capisce di avere in mano un'arma quando guida una macchina. È il momento del cordoglio e del silenzio, ripete più volte il sindaco Chies, che rivolge il suo pensiero ai familiari. Parleremo con le famiglie, cercheremo di capire cosa possiamo fare e se possiamo fare qualcosa per chi è rimasto, perché poi purtroppo la vita va avanti e si trovano nelle condizioni di avere anche dei minori molto giovani, insomma, che porteranno con loro purtroppo sempre questa drammatica esperienza che c'è stata e dal quale purtroppo non si può tornare indietro. Un'altra notizia di cronaca questa volta ci porta a Mestre, una violenta lite tra l'anziana mamma e la figlia convivente, la figlia presa a martellate dalla mamma, la mamma ha dichiarato ai poliziotti: volevo ucciderla. Volevo ucciderla. Così ai poliziotti, dopo aver preso a martellate in testa la figlia 47enne Novax, da tempo a casa in smart working. Lei, la mamma 81enne, esasperata dalle continue tensioni con la figlia per le divergenti opinioni, si è giustificata così ai poliziotti, intervenuti dopo essere stati chiamati dai vicini, allarmati dalle urla disperate della figlia, riuscita a scappare dalla furia della madre fuggendo in strada sanguinante. Il fatto a Mestre, in via Bissuola, ieri pomeriggio intorno alle 14:30. E qui in via Bissuola oggi tutti parlano di questo fatto di cronaca a dir poco sconcertante, visto anche l'esito con la figlia ricoverata in rianimazione, in terapia intensiva. Comunque lei la signora la conosce? No. Penso che il Covid sicuramente non abbia contribuito all'aiuto psicologico, insomma, delle persone. Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno arrestato per tentato omicidio l'anziana. Cosa ne fanno in arresto? A 81 anni è già condannata di sé, poveretta. Cosa vuoi che facciano? A un'età così la metteranno in un centro specializzato, non possono mica mettere in galera una persona di quell'età. Per la mamma 81enne disposti gli arresti domiciliari, la figlia è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sì, è allucinante questo fatto e speriamo, anche un problema secondo me proprio della società in cui viviamo, che molta gente è lasciata sola. Ci sono dei problemi di fondo che devono essere risolti e che sicuramente non si risolvono colpendo in testa la figlia con un martello, cioè non è una cosa che non va bene. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, scoperti 51 imprenditori che si erano impossessati di aiuti statali, Covid quindi, ma non ne avevano alcun diritto. Ha beneficiato di un finanziamento garantito dallo Stato per 25.000 euro e subito dopo l'accredito ha utilizzato l'intera somma per effettuare scommesse su piattaforme di gioco online. È uno dei 51 imprenditori finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza che hanno ricevuto senza averne diritto oltre 1,5 milioni di euro sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza economica a causa della pandemia.
L'indagine estesa a diverse regioni italiane è arrivata anche in provincia di Treviso. Indagati 8 imprenditori di Castelfranco, 8 di Conegliano, 6 di Treviso e 5 di Villorba, operativi nel settore commerciale, alberghiero, ristorazione e manifatturiero. In molti casi sono stati scoperti a spendere le somme per finalità personali del tutto estranee a quelle per le quali gli aiuti statali sono stati concepiti. Automobili, orologi e costosi cellulari. Diversi denunciati poi hanno versato tramite bonifico somme a propri familiari per spese di abbigliamento e prodotti per la casa. I controlli a tappeto in provincia di Treviso hanno riguardato più di 80.000 soggetti. Platea che è stata analizzata tramite un incrocio delle diverse banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, faceva emergere degli indicatori di allarme relativi a possibili irregolarità nella percezione degli aiuti. L'inizio del coronavirus ha portato bene, altri dicevano non so più dove andare ad aprire i conti correnti in giro per il mondo. Così parlavano al telefono gli imprenditori coinvolti nella maxi frode per 440 milioni di falsi crediti tra sisma bonus e bonus facciate illecitamente percepiti e scoperti dalla Guardia di Finanza. 35 le misure cautelari eseguite, 78 gli indagati in tutta Italia. In futuro gli speculatori senza scrupoli non avranno pace, promette il colonnello De Giacomo. Non pensino di farla franca, perché grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, all'incrocio delle banche dati, a software di analisi avanzatissimi, noi siamo in grado di monitorare tutte le posizioni dei soggetti che hanno percepito fondi pubblici. Ha continuato a lavorare nonostante la sospensione e non ha rispettato l'obbligo vaccinale. Si tratta di un dentista di Schio, l'operazione è della Guardia di Finanza di Vicenza. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sequestrato a Schio lo studio di un dentista già sospeso dall'ordine per non essersi vaccinato. Le Fiamme Gialle prima hanno eseguito indagini tramite l'ordine dei medici, verificando che c'era un accertamento in corso nei suoi confronti per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, e poi hanno tenuto d'occhio lo studio registrando un andirivieni di pazienti. A quel punto è scattata la perquisizione con il ritrovamento di prenotazioni per le visite durante i mesi di sospensione e sentendo 4 pazienti che hanno confermato di essere stati ricevuti nello studio per visite e interventi dentari. Sequestrata anche documentazione contabile che confermava almeno 34 tra visite e interventi dalla data di sospensione dall'albo dell'odontoiatra. L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di esercizio abusivo della professione in concorso con l'assistente alla poltrona. Quest'ultima è stata segnalata anche perché, come riferito da alcuni pazienti, ha eseguito interventi di igiene orale nonostante non fosse in possesso della qualifica richiesta. È il secondo intervento di questo tipo dei finanzieri vicentini nei confronti di operatori del settore medico che, nonostante le sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, proseguono illegittimamente nelle proprie attività sanitarie, attività, quelle della Guardia di Finanza, che proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale. Primo Consiglio dei Ministri oggi nel pomeriggio, dopo la settimana del Quirinale. In sostanza è stata prorogata di altri 10 giorni le misure in scadenza, dunque confermata la chiusura delle discoteche per altri 10 giorni, il che farebbe pensare ad una possibile apertura, come richiesto dalla categoria, almeno per San Valentino. Confermate anche le mascherine all'aperto, anche in zona bianca. Mentre la decisione su DAD e quarantena è stata rinviata dal CDM previsto per giovedì. Questo, fonti riferiscono che l'intenzione del governo sia quella di equiparare elementari a medie e superiori con l'introduzione per vaccinati e guariti dell'autosorveglianza al posto della quarantena. Resta il tampone di controllo, ma non ci sarà più il doppio tampone, ma lo sapremo soltanto al termine del Consiglio dei Ministri previsto per questo giovedì. Resta la confusione dunque sul fronte scuola e DAD, e in attesa di questo decreto le famiglie hanno la necessità di una semplificazione nuova proprio per gestire tutte le difficoltà di queste quarantene. Andiamo a Padova. Il problema è che appunto i giornali davano come titolo una riduzione della quarantena, sembrava per tutti, in verità sembra che riguardi solo la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, secondo quanto è scritto. Le nuove norme per la scuola stanno creando ancora più confusione. Il decreto legge pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, infatti, presenta delle novità. Resta però la sorveglianza alla scuola primaria con un positivo in classe,
ma se i positivi sono 2, tutti vanno in DAD per 10 giorni. Attualmente sul decreto legge è specificato proprio che per la primaria rimane questo tipo di quarantena. Speriamo che magari adeguino le norme anche per i vaccinati della scuola primaria. Ecco, siamo in attesa di adeguamenti. Cambiano le regole per le scuole medie, dove invece, con 2 casi positivi in classe, i ragazzi in possesso di Green Pass rafforzato potranno tornare sui banchi senza il tampone. Per le scuole medie inferiori e superiori la quarantena dovrebbe ridursi sempre per i vaccinati e quindi dai 10 dovrebbe passare ai 5 giorni se hanno concluso il ciclo vaccinale. E rimane comunque la sorveglianza attiva con la mascherina FFP2. Tutto questo però è in attesa dei decreti attuativi e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Resta comunque un quadro di confusione per gli istituti coinvolti che vedono le regole cambiare repentinamente. A proposito di regole, da domani è obbligatorio il Green Pass base per entrare nei negozi ma anche negli uffici pubblici. Andiamo a Padova, dove il Comune ha allestito un totem per il controllo della certificazione. Obbligo di Green Pass da domani, sa dove? Su quasi tutti i negozi, tranne gli alimentari, farmacie e basta, mi sembra. E gli uffici pubblici e le banche? Sì, ci vuole perché mi è arrivata la comunicazione. Sì, a me lo chiedi. Non lo so, guarda, te lo giuro. Io so che ti dico che le farmacie e i supermercati sono esenti. E il resto penso sia tutto... Lo scoprirà vivendo. Esatto. Lo scopriremo solo vivendo, recitava una celebre canzone. Nel frattempo i cittadini cercano di memorizzare le nuove norme che regolano la vita in tempo di pandemia per frenare la contagiosissima variante Omicron. Dopo parrucchieri ed estetisti, dal 1 febbraio scatta l'ora del Green Pass base, obbligatorio negli uffici pubblici, alle poste, in banca, nei negozi, alimentari e farmacie esclusi dal tabaccaio. Non servirà esibirlo se si acquista il giornale in un chiosco, ma in un'edicola al chiuso sì. La gente non è molto contenta, soprattutto gli esercenti non sono molto contenti, perché è complicata la gestione. Ipotizzo che sia facile capire, insomma. Speriamo che i contagi calino e un po' alla volta si siano delle misure meno restrittive. E cosa ne pensa dei suoi colleghi all'interno delle edicole o di un tabaccaio? È un problema per loro, ma infatti stanno lamentando tutti quelli che hanno i negozi. D'altronde è un bel problema, io capisco, sono solidale con loro. Il comune di Padova intanto si sta organizzando con dei totem che dovrebbero entrare in funzione da venerdì. Il totem rilascerà uno scontrino di cui il cittadino provvisto, con il quale lo cittadino si avvicinerà poi agli sportelli dimostrando di aver passato questa verifica. Mentre per gli uffici dove il numero di utenti che accedono è minore si prevede un controllo direttamente dalle persone presenti all'interno dell'ufficio. L'assessore Benciolini è anche al lavoro sul fronte obbligo vaccinale per gli over 50. Si parte dal 15 febbraio. Sui circa 1.800 dipendenti di Palazzo Moroni, più di 800 sono cinquantenni. Martedì l'incontro con i sindacati. Come comune ci stiamo organizzando, è una cosa che non è nuova perché in realtà la stiamo già facendo per alcuni comparti del nostro comune, in particolare il settore scuola e il settore polizia locale, quindi è un sistema che è già consolidato per altre fasce di dipendenti che ora si andrà a estendere ai più di 800-850 circa dipendenti che sono al di sopra di 50 anni all'interno del nostro comune. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Da domani sarà necessario il Green Pass base anche per entrare alle poste. Poste Italiane ha predisposto una serie di modalità per la verifica della certificazione verde. Ve le facciamo vedere. Anche per accedere agli uffici postali, in Veneto come in tutto il territorio nazionale, occorrerà esibire il Green Pass, almeno quello base. E Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo. Negli uffici postali dotati dell'apparecchio, che funge da gestore delle attese, i cittadini potranno mostrare il QR code all'ingresso. Una volta validato, il display consentirà di scegliere l'operazione da effettuare e prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello.
Negli uffici che questo apparecchio non ce l'hanno, sarà invece direttamente l'operatore allo sportello a verificare il Green Pass attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni chi prenoterà l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane potrà dimostrare la validità del Green Pass direttamente sulla app. La stessa possibilità non avranno invece coloro che prenoteranno sul sito poste.it, che saranno controllati direttamente all'ufficio postale. Dando questo ventaglio di possibilità, Poste conta di evitare che le verifiche, obbligatorie per legge, creino code e lunghe attese. Comunale di Padova, una lettera aperta ai padovani, ma anche un video postato sui social. Comincia così, si apre così la campagna elettorale dello sfidante, il principale sfidante di Giordani, Francesco Pedin, candidato per il centrodestra. È tempo di ripartire. Per questo ho deciso di candidarmi a sindaco della nostra città. E parto da qui, dall'Arcella. Parte dal quartiere dove è nato e dove ha la sede la sua azienda, Francesco Pedin, che affida una lettera aperta ai padovani e a questo video lanciato sui social l'avvio della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Moroni. Serve a Padova, serve adesso, scritto in fucsia sulle mascherine FFP2, lo slogan scelto per raccontare i motivi della sua discesa in campo. Una discesa civica per ora, anche se non dovrebbe mancare l'appoggio della coalizione di centrodestra, a partire, nonostante alcuni chiari mal di pancia, dalla Lega. Cammina nel quartiere Arcella, il più popoloso della città, Pedin, in maglioncino blu e Clark, e racconta il suo progetto per Padova. Serve ritrovare l'ambizione per diventare la capitale europea che ci meritiamo di essere, farlo nell'innovazione e nella sostenibilità. Serve un progetto per una città sicura, la chiediamo da decenni ed è ora di fare diventare Padova una città davvero sicura, garantendo protezione e cura ai suoi cittadini. Serve una città che metta i quartieri al centro, attenta alle necessità di cittadini e imprese. Papà sportivo e imprenditore, Pedin si rivolge soprattutto ai giovani così colpiti dalla pandemia, alle imprese, chiudendo con una metafora sportiva. Oggi inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova. E sulla candidatura di Pedin più fronti sono aperti, anche Marcello Bano fa un passo indietro e dice pronto a sostenerlo. Intanto incontri sono convocati nei prossimi giorni tra Fratelli d'Italia. Adesso che c'è l'ufficialità, a quel punto là, zitti e muti, e si corre su Pedin e dopo se ne trarranno vedremo quali sono i risultati, ma c'è stata l'ufficialità a posteriori, ma in quel momento là non c'era assolutamente l'ufficialità di Pedin. Una brutta copia di Giordani, era questo il giudizio espresso su Francesco Pedin da Marcello Bano, che dai nostri microfoni fa un passo indietro, rientra nei ranghi e si dice pronto a correre a fianco dell'imprenditore candidato a sindaco di Padova. Ha rischiato molto in queste settimane il leghista Doc, sindaco di Noventa Padovana, che spiega di non avere nessun provvedimento dal partito, ma il cui caso era pronto a finire sul tavolo del Consiglio federale del Carroccio. Se il sostegno a Pedin, adesso che è ufficialmente candidato, c'è, Bano non frena però le critiche sul metodo usato dal suo partito nella scelta di questo candidato. Io non ho mai visto una cosa del genere. Di solito avvengono delle proposte, avvengono delle discussioni, dopo ci sono i vari tavoli provinciali, regionali, nazionali che fanno una sintesi, ma quantomeno se ne discute. Cioè, questo è l'ABC da quando sono entrato in Lega, sono 12 anni che sono in Lega, le proposte vengono fatte dalle sezioni, dalle circoscrizioni, dai provinciali. Se la Lega annuncia una conferenza stampa nei prossimi giorni per rendere pubblico il sostegno alla candidatura di Francesco Pedin, chi chiede un programma all'imprenditore è Fratelli d'Italia, che all'alleato Lega fa pesare anche quanto accaduto a Montecitorio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia non è una compagine individuale, è un partito politico e naturalmente deve rendere conto soprattutto non solo ai propri elettori, ma anche naturalmente alla sua base, nella quale in settimana noi avvieremo un dibattito serrato. Noi non guardiamo e non poniamo veti e non guardiamo solamente alla persona, perché a Padova non si vince esclusivamente con il personaggio. Io sinceramente apprezzo e stimo dal punto di vista personale Francesco Pedin,
Ma credo che in questo momento ci siano pochi elementi per poter dire, almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, un sì incondizionato alla sua candidatura come candidatura del centrodestra. Capitale della Cultura 2024 passano le venete Chioggia e Vicenza. Vicenza è ufficialmente tra le 10 città finaliste che si contenderanno il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024. A darne immediatamente l'annuncio il sindaco Francesco Rucco, che ha ricevuto la notizia dal Ministero nel corso di una conferenza stampa, praticamente in diretta. Alle 12.58 abbiamo ricevuto la PEC del Ministero della Cultura che candida Vicenza ad essere Capitale Italiana della Cultura nelle quindi 10 finaliste che affronteranno la selezione nel mese di marzo, nei primi giorni di marzo, per arrivare al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Una grande soddisfazione avere passato questa prima selezione, perché è un dossier molto bello, molto efficace, che parla del nostro territorio, che coinvolge i comuni del territorio vicentino, le imprese, il terzo settore, i produttori culturali. Tra i primi a complimentarsi per il risultato conseguito, il presidente Luca Zaia, che assieme all'assessore Cristiano Corazzari si dicono orgogliosi per il Veneto, che per la prima volta esprime 2 candidature tra le finaliste. Nella rosa delle ultime 10, infatti, oltre a Vicenza, compare anche Chioggia. Non era scontato conseguire questo risultato. Era tutt'altro che scontato, era complessa anche la modalità con cui presentare questo progetto, perché volevamo fare qualcosa di innovativo. Sicuramente è un progetto culturale che rimarrà al di là della decisione finale del Ministero della Cultura. Le città selezionate verranno riascoltate dalla giuria il prossimo 3 e 4 marzo. Nel corso di una videoconferenza avranno l'ultima occasione per esporre i progetti e convincere definitivamente la Commissione per la bontà della propria candidatura. Quali le concorrenti più agguerrite? Ci sono città culturalmente importanti. Siracusa sicuramente è un competitor importante, non bisogna sottovalutare comunque luoghi come Ascoli, come Pesaro, che sono delle Marche, quindi zone importanti anche culturalmente parlando, però Vicenza non ha nulla da temere per ciò che rappresenta, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista imprenditoriale e sociale. Dobbiamo tentare di convincere il Ministero e la Commissione ad attribuire il titolo a Vicenza. Questa sarà la partita più difficile da giocare. Scaramantico, ce la faremo? Sono sempre scaramantico, noi lavorando si portano a casa i risultati. Abbiamo raggiunto la finale, ora lavoriamo per il titolo, ovviamente non è scontato, tutt'altro, è difficile, però ci impegniamo fino in fondo come sempre. Siamo alla programmazione, allora torna Ring, questa sera 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, l'onorevole Sara Moretto, Italia Viva, Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia, Lega, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, e poi il sindaco di Padova Sergio Giordani e la nostra Valentina Visentin, giornalista del gruppo Media Nord-Est. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo al meteo, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il mese di febbraio si apre senza novità sul nostro territorio, ancora bel tempo grazie all'alta pressione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, la grafica infatti evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti sarà proprio così, cielo sereno poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento, possibili deboli nevicate sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, 1 grado a Venezia, massime in aumento sui 10-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche nube al mattino sulle zone di pianura, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, locali nevicate sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sugli 11-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.